Buonasera a tutti, intanto appunto nuova puntata, ma ci vedete in tre, ma adesso la Eh, nostra super ospite la spoileriamo dopo, però sì, già sì. chissà sa perché è un volto abbastanza conosciuto e partiamo come sempre dalla mia sinistra dove ci sono questi artisti, noi li chiamiamo giovani, ma di giovani hanno ben poco, guardando anche il loro curriculum, e sono i Bella Morea. Buonasera a tutti, Buonasera, Buonasera, come belli. state ragazzi? Molto bene, Bene, molto bene, grazie grazie. dell'invito. Grazie mille. Grazie a voi per aver accettato, siamo felici di avervi qui. Roby, vedi, la scorsa settimana, lo ricordiamo per i nostri ovviamente ascoltatori e telespettatori, abbiamo avuto un po' un problema per la trasmissione, per la diretta, ma noi cosa facciamo? Ci miglioriamo, non solo perché ne abbiamo due di artisti in una sola, ma abbiamo anche l'ospite, che adesso presentiamo subito qui in studio, non da remoto come accade per tutte le puntate. Lei fa da sé col nome e cognome, una cantante straordinaria della nostra terra, della nostra Catania, Rita Botto. Buonasera. Si inizia con Buonasera. Buonasera, Felice Rita. di essere qua. Grazie di essere venuta e di aver accettato questo invito. Ci siamo fatti una bella chiacchierata prima di andare in onda ed è bello parlare di musica in questo studio che profuma di musica dalle 21 alle 22 ogni lunedì sera con Stage Live. Loro però li abbiamo presentati solo col nome d'arte, ma non li abbiamo presentati come Emanuele Francesco Bunetto. Sì, Come sì. state ragazzi? Molto bene, molto bene. È da qualche anno che non ci vediamo, l'ultima volta ci siamo lasciati su un palco bellissimo, Ma Sì. ci vedremo. suonando, dai, cantando. L'augurio è di vederci sempre, Sempre. in salute, soprattutto in volontà. In, Quindi voi siete in sempre... povertà soprattutto. No, voi siete sempre in grande Che è un forma. matrimonio, stiamo Infatti, recitando mio la fratello è filosofo, dovete sapere che lui insegna filosofia, quindi Sì. sappiate che lui è troppo... Ma sul serio Sì, Francesco? sì, insegno Sì? filosofia, sì. Quindi preparatevi ai... No. Voi tagliate. Siamo in Insomma, diretta. questa cosa lui l'ha detta già anche fuori dalla diretta. Sì, quindi sì, tu preparatevi. vuoi sempre identificare Allora, che lui è quello un po' Io sono più... quello che curza. Esatto, Vabbè, quindi diciamo, praticamente... tu vai a gamba tesa Esatto, rispetto a lui. esatto. Poi lui è più grande di me, quindi Non è di vero, età non è vero. si vede proprio. Assolutamente. Anche Rita Botto l'ha detto, quindi... No, si da vede. quando mi hai detto che è preside. Preside, Sì. anche preside? Anche preside. Anche Poi tanto c'è preside. Peter che taglia, lo salutiamo anche lui. Siamo in diretta, quindi... Siamo in diretta. Non si può tagliare niente ragazzi, siamo in diretta e quindi adesso in diretta ci raccontate un po' della vostra carriera. Quando avete cominciato ad approcciarvi al mondo della musica? Allora, in realtà da sempre, non con questo genere di musica popolare, dobbiamo dire anche grazie a Rita, visto che qui Vero, io ne approfitto, vero. ma non per una ruffianata, ma diciamo che è giusto dare merito a chi è la storia della musica popolare, quindi noi citiamo sempre Rosa Balistreri, Rita Botto, insomma Carlo Muratori, noi abbiamo sempre avuto degli idoli, degli ideali. Come tutti i ragazzi, fin da piccoli facevamo dei festival, Paolo ne sa qualcosa, ci conosciamo da anni, quindi abbiamo iniziato sempre col pop, col rock, però ci siamo detti poi alla fine, ma perché non facciamo qualcosa che comunque riguardi la valorizzazione della nostra terra? Siamo innamorati della Sicilia. E me ne sono reso conto io personalmente quando sono andato ad abitare a Londra. Dico, dobbiamo fare qualcosa. Dopo un mese tornai al re praticamente, perché non ce la facevo più. Abbiamo salutato, ciao, addio. Io volevo, dico, ora esco, basta, mi sta stretto. Ma l'ho Peter capito. dopo un mese era a casa. Ma di dove siete precisamente? Dopo questa re, di dove siete San precisamente? Michele di Ganzaria. San Michele di Siamo un Ganzaria. po' misti, siamo originari di Gela. Nati a Gela, ma siamo dobbiamo Però sempre siamo a San radio. Michele di Ganzaria, sì, provincia di Catania. E quindi niente, la musica popolare da qualche anno ci accompagna. 5 Quindi anni. siamo nati, insomma, abbiamo iniziato studiando le tradizioni etnomusicologiche, ricerche, studi, e poi abbiamo deciso anche di scrivere degli inediti e quindi fare qualcosa anche cercando di dare dei messaggi con le nostre canzoni. Ma tu eri andata a Londra perché, Emanuele? Perché Sempre per Londra la è la musica? città della musica, io siccome voglio fare il musicista nella vita, ho sempre avuto questo pallino, nelle scuole ho avuto sempre insicurezza, ora dove mi iscrivo alle superiori? Non esisteva ancora, c'era solo il conservatorio fortunatamente, però ho fatto l'odontotecnico, ho fatto niente, la musica è stato il mio destino, quindi ora Londra sarà il mio, cioè bella, la città per eccellenza. Ma quale? Dico, no, vabbè, torno che è meglio. Ma però lavoravi in teatro. Sì, hai vabbè, fatto sì, però comunque- mi mancava la mia terra. Mi mancava la Ti mia terra. capisco, può succedere. Ma Io sono una di comunque- quelle pentite proprio, perché ero andata anch'io come lui fuori a lavorare, poi mi sono pentita amaramente di aver lasciato la terra. Esatto. È tutto bello, bellissimo, però se non hai il cuore che batte
il lavoro che ami fare lo cominci a fare anche male, perché il contesto non ti piace, quindi sono ritornata e Mi capisci? forse oggi mi pento anche un po' di essere tornata, però meglio qui, sto Sì, bene, benissimo. sì. Poi su YouTube, andavo su YouTube mentre a Londra e sentivo, sì, la vai e corro, colo verde, Rita Bota, torno in Sicilia, vabbè, ok, abbiamo capito. È colpa di Rita alla fine, giravo te fuori, no scherzo. Rita, si parla di Sicilia, ovviamente parliamo della nostra Sicilia, è vero, noi spesso quando si è soprattutto giovani si pensa ad andare lontano, come se lontano ci fosse la risoluzione al problema, al nostro problema, non so chi. Io spesso, anche per una mia, diciamo, esperienza personale direttissima, credo che noi siamo funzionali dove nasciamo un po', poi magari fuori riusciamo perché ci sono delle opportunità diverse, ma non mi sento di dire che sempre ci sono delle opportunità che qui non abbiamo. a tutti i Io costi. ti dico invece che uscire fuori dalla nostra terra a noi ci fa bene. Quello senz'altro. Ci Diciamo. fa bene per tantissime cose, perché conosciamo cose diverse, modi diversi di stare al mondo, ma soprattutto ci rendiamo meglio conto di quello che siamo e di quello che abbiamo, di quello che ci siamo portati dietro. Ed è quello che poi è successo a me. Lui è successo a Londra in un mese. A me, diciamo, ho fatto 20 anni di vita a Bologna, 24 anni mi sono trasferita lì. Ho cominciato lì a cantare, ma solo nel 2000 ho cominciato a prendere possesso e voglia di parlare di Sicilia per tanti motivi perché facevo mille cose, cantavo in brasiliano, in inglese, non sapevo niente, cioè imitavo onomatopeica. Poi alla fine ho detto, ma scusa, il siciliano, dico, non è una lingua, dico, adesso canto in siciliano così nessuno mi può dire niente. E poi al di là di questo, poi in effetti avere ascoltato Rosa, così la poetica, tutti i testi e le cose, c'è stato un innamoramento e cioè, mi ha risvegliato la sicilianità che era in me. Ma fa bene uscire fuori. Fa bene assolutamente, ma il tuo distacco invece, come diceva così un po' Emanuele, ha avuto questo senso di ritorno? Tu invece Il ritorno non è stato dato dalla mancanza del mare, delle cose, è stato dato da un senso di disagio. A un certo punto è come se lì avessi finito tutto quello che dovevo fare. Ero andata lì per amore, tutto l'amore era finito, disagio nel vivere da sola, bisogno di ritornare alle radici per stare, insomma, di avere le spalle protette. Questo è stato. Bene, quindi alla fine, insomma, gira e rigira, vaghiamo, ma alla fine la nostra terra, anche involontariamente, ci richiama. Sì, e non c'è brano migliore che il primo brano, cara Roberta, dei nostri ospiti Bella Morea, che è un titolo proprio molto opportuno su quello che stiamo dicendo, perché è Camminanti. Giuro, non lo abbiamo assolutamente concordato prima. Mai concordiamo qualcosa. Ma le energie dell'arte, no Rita, alla fine ti portano sempre lì. Anche se qui si parla di inclusione, Sì, di uguaglianza. c'è un brano di uguaglianza, di integrazione, visto che oggi si parla di odio, di violenza, di guerra, no? E invece noi cerchiamo da docenti, perché lo ricordiamo, noi siamo degli insegnanti, quindi abbiamo anche il dovere, il diritto di poter dire qualcosa ai giovani, che è quello di amarsi, volersi bene e non fare le guerre. Va bene, ok, vai. Il preside ci tiene sempre a precisare tutto. E allora Peter, aiutami tu, vai. ci siamo. Camminanti, Bella Morea. Cammino mano a mano e vai, io dritto senza una meta, con l'occhio aperto, col rimpetto, ovunque chino d'affetto, lì ci ti aspettano mattino e come voglio destino. Io vedo gente catalia, si giri, spaccia e forria, e siamo umani che camminamo, siamo gli stessi quando cantiamo, gli stessi vini, con stesso sangue, sotto sto cielo, ne camminiamo. Magico con le braccia aperte, figli a spittare, l'anima vola dagli aperti e resta, passa e possenti, stringi i pugni ma non punto il dito contro di tia, camminesciati senza luce e vai verso la via, e
e siamo umani che camminamo, siamo gli stessi quando cantiamo, gli stessi vini, con lo stesso sangue, camminiamo verso la stessa strada, e siamo umani che camminamo, siamo gli stessi quando balliamo, i tuoi sogni, la tua poteri, fatti coraggio, che la vita è un viaggio. È vero, la vita è un viaggio, quindi non dobbiamo lasciare nulla, dobbiamo godercela veramente tutta, siamo tutti di passaggio e forse questo è un concetto che in pochi veramente riescono a comprendere, perché è come se dovessimo stare qui per sempre e invece non è così, quindi dovremmo anche avere rispetto nei confronti delle altre vite, come tu giustamente dicevi, ricollegandoci a non odio, no guerra, no violenza. Sì, esatto, è proprio questo il principio primo, no? Perché chiaramente, va bene, siamo tutti ad attendere qualcosa, a sperare che possa arrivare un momento di pace, però se non arriva da noi, come, no? Anche un piccolo gesto, fare sorridere, fare gioire, non ci vuole niente, basta farlo e basta. Ma io non parlo con lui, non ci parlo più con lei, non mi interessa. Aspetto che mi chiama lui. Quante volte sentiamo dire no, io aspetto che mi chiama lui per chiarire. Invece cerchiamo noi di levarci questa corazza di dosso e iniziamo a fare per primi e subito pace. Cioè, Che poi si parla di uguaglianza, ma in realtà è un paradosso perché quanto è bello essere diversi l'uno dall'altro, perché la diversità è ricchezza. E anche non È esiste. unicità, oltretutto. La diversità non esiste, cioè siamo tutti unici, no? Siamo tutti speciali. Nei Oggi si diritti, parla. sì. Sì, sicuramente. Ma fortunatamente io ripeto, sono diverso da te, per esempio. ma sicuramente, ma fortunatamente. Beh, qui dovremmo chiedere alla mamma i vostri pregi e difetti, ma non la Meglio di no. non la facciamo Ci partecipare. segue da lontano, quindi ciao mamma, la salutiamo, non lo diciamo. Da molto lontano, devo Sì. dire, stasera. Allora, Rita, cosa pensi di questa esibizione Oh, di wow. Francesco? Sono dei no. bravi ragazzi, cantano insieme, Bravi uniscono le loro voci, si sposano benissimo insieme, sposano poi la lingua, la scelta di cantare in siciliano, che è una cosa bellissima, perché non va dimenticata questa lingua, ormai si parla un nome strani. Anche espressioni strane. Ormai io non ne capisco una. Comunque, insomma, tutto complimenti, ecco. Grazie. A te. Bene, bene. E questo è un bel momento perché comunque c'è tanta Sicilia, ancora di più. Noi ovviamente la nostra missione, Rita, è quella di fare appunto musica dal vivo, perché ecco anche questa cosa qui, si parlava prima anche di questo modo diverso di fare musica, la musica che ormai diventa tutta dal digitale, stiamo passando adesso all'artificiale, che ancora stiamo diciamo complicando e peggiorando un po' la situazione, dove si perde poi si spegne l'anima, che è veramente il cuore pulsante poi ovviamente di quello che è l'arte in genere. E quindi questo ci porta poi ascoltare in questo caso i Bellamorea, ci porta ancora a sperare che anche nei giovani fortunatamente c'è qualcuno che continua verso quella strada che è l'anima, che è la musica. Certo, tutto, approvo tutto quello che hai detto. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Ripetilo, no? Sì, ripetilo uguale. Quella è di formazione professionale che Guarda, fate aspetta, ripetere. Scusa, quello è il preside che dice queste cose. Ma sei docente anche lui, è la deformazione. Non lo Non Ripetiamo. lo dico. Non Ma lo diciamo. parlavamo poco prima anche di questo fatto che le macchine sono macchine, Esatto. il fattore umano concerne l'imprevedibilità, la fantasia che le macchine non hanno, ecco, per cui approvo. Le emozioni. Le macchine non hanno mente pensante, No, quindi Ma sotto le emozioni. pensiero critico, percezioni, emozioni, quindi tutto artificiale, tutto finto. Però, voglio dire, fa parte della nostra era. Quindi, danno una mano. Esatto, bisogna saperlo utilizzare. Sì. Assolutamente. E i nostri Bellamorea cosa fanno quando appunto creano una canzone, la pensano? Che cosa succede? Perché spesso sentiamo, ovviamente ogni artista trova un Ispirazione, proprio certo. modo, sì, non tutti, ad esempio c'è sempre questa soluzione, no, io parto meglio dal testo, io parto dalla musica.
I Bella Morea cosa fanno? Tra l'altro voi siete in 2, quindi moltiplichiamo il problema, perché non è vero che lo risolviamo, lo moltiplichiamo il problema. Allora, il lavoro più difficile lo faccio io, diciamo. Conoscendo mio Io fratello approvo e disapprovo in realtà, fa tutto lui. Non è Testi vero, e lo musica, sapevo, io infatti, lo sapevo che diceva. Infatti, conoscendo mio fratello vi dirà non fa niente, non è vero. Allora, spieghiamo, è vero che io scrivo sia il testo che la musica, lui interpreta, è tutto, altrimenti resterebbe dentro un cassetto il tutto, quindi va bene così. Diciamo che Paolo, io ho un lavoro già servito su un piatto d'argento, perché mio fratello da giornalista che è racconta... Ma quante cose fa, scusa? Francesco. Non ci crediamo Si più, fa non quel ci che si crediamo. può. Si fa Allora, quel lui che si può. racconta storie di Di persone e quindi poi io le faccio diventare canzoni. Quindi sui suoi servizi giornalistici io poi, vabbè, la musica la penso già guardando il servizio, il testo viene da sé e nasce una canzone. Per questo trattiamo spesso tematiche legate al sociale, alla legalità, all'attualità e anche alle tradizioni. Quindi diciamo che la mia scrittura, sia musicale che testuale, è un lavoro, credo, semplice per quanto mi riguarda, perché, ripeto, è tutto già pronto quando guardo i suoi servizi. Che bello però. Bello. Beh, di questa è un'altra chiave di lettura, perché noi abbiamo ascoltato già altri progetti, però questa versione ovviamente è nuova per noi ed è bello comunque ascoltare questo, perché vi devo anche dire che spesso, subito dopo la trasmissione, si iscrivono complimentandosi anche per quello che accade qui dentro, perché c'è stata anche una puntata, se ti ricordi Roby, dove abbiamo parlato anche di quello che accade dietro una produzione, Sì. quando ci sono i famosi allestimenti per i concerti, perché sono quelle fasi che non si vedono mai, così come quando si entra in studio, quando addirittura ancora prima si compone. Quindi ci piace insieme a Roberta di così cercare queste curiosità nelle curiosità e magari lanciare degli input, dei messaggi, proprio in un mondo dove si parla di tutto, si parla sempre di problemi, solo problemi, e non si ritrova mai invece a parlare della cosa più importante, la risoluzione di questi problemi. Problem solving. Esatto. Allora, diciamo Ragazzi, che l'ispirazione nasce sicuramente, no, a livello musicale ci sono anche gli studi, quindi diamo a Cesare perché di Cesare lui è Emanuele. Lui- io proprio te non ce la posso fare, ragazzi. No, È sempre stato sempre così, stiamo peggiorando. No, lui fa le battute sempre, ma dobbiamo ridere per forza. Vabbè, allora, lui è musicista, ha studiato, si è laureato, io non ho studiato musica, cioè ho iniziato, però non faceva parte, diciamo, della mia diciamo ambizione, però raccontare storie di persone fa bene all'anima. Qualche anno fa ho raccontato la storia di una ragazzina in carrozzina con una disabilità, no? Ovviamente da giornalista raccontiamo la cronaca, come fa a vivere questa persona, la sua vita, come funziona, eccetera, eccetera. Però quello che ti lascia dentro è proprio l'insegnamento, no? Poi arrivi a casa e dici, ma guarda, io ho vissuto un'esperienza pazzesca, meravigliosa. Come fa una persona con disabilità a ballare? Quindi questa ragazzina con disabilità ballava in carrozzina. Era ballerina proprio, quindi ha dimostrato, non c'è bisogno di dimostrare agli altri, ma a se stessa, in particolare al mondo intero, che abbattere le barriere mentali soprattutto è tanto, è tutto. Quindi poi è nata quella canzone là. Una vincitrice della vita, Sì, praticamente. è nata quella canzone là che poi è stata allestita anche dal videoclip musicale, perché noi, diciamo, lavoriamo con i videoclip. Io da giornalista così video cerco di dare anche le mie, insomma, capacità, no, di montaggi, riprese, quindi raccontiamo quelle storie. Vogliamo lasciare questi messaggi ai ragazzi, ai giovani, ai nostri alunni, quello che tutto si può fare, non c'è un limite, non c'è una sfida persa, ma se si vuole si può assolutamente. Bene, ci vorrebbero più professori come voi. Non lo dico No, perché siamo amici, ma lo dico perché ascoltandovi parlare questo è quello che poi viene in mente. Ci dobbiamo augurare più insegnanti come voi. Ci sono. Ce ne sono tanti, questo è vero. Allora, avete parlato di video, facciamo un passo indietro, parliamo un po' del video che ha aperto Stage Lab di questa sera, perché abbiamo visto anche una bellissima Maria Grazia Cucinotta nel vostro video. Sì. Diciamo che abbiamo avuto la fortuna di coinvolgere Maria Grazia Cucinotta, Voce Spezzata. Abbiamo parlato di due tematiche in un'unica, diciamo in un unico momento, che sia il femminicidio, quindi noi siamo molto vicini alla lotta contro la violenza sulle donne, parlando di attualità, quindi anche la storia di Nikita, questa ragazza che si è tolta il velo e ha cantato ed è stata uccisa.
quindi abbiamo cantato 2017. per lei, Voce Spezzata, proprio per questo motivo, nel 2017. E Voce Spezzata è dedicata a tutte le donne, ma in maniera particolare a quelle che stanno subendo questo tipo di violenza, perché quando ti violentano e non ti lasciano libertà è l'unica parola che in questo momento mi viene, perché quella è la violenza, diciamo, peggiore. Voce Spezzata nasce proprio per queste donne. Bene. Bene ragazzi, allora mettiamo un po' adesso di musica, perché Sì. comunque Stage Live soprattutto è musica dal vivo. C'è un altro brano, Che a questo proposito, brano, quello lì di cui parlava lui. Ah, non lo Sti sapevo. da luce. Sti da luce. proprio, Che io hai meno capito? male, Hai capito? che fa troppe cose. Fortunatamente non faccio niente, Ah, quindi vero. mi ricordo tutto. Lui invece ha troppi pensieri. Certo. Vabbè. Va Stiglia bene, Lucenti. allora Stiglia Lucenti, Ok. Bella Morea. La Saccai ti canti sta poesia, l'amore che hai pittia, io provo sti tra mia, che io ti talio e tanto m'arricrio, abbacchi l'arma mia, dolce amore mio, stasera magari la luna s'ammuccia e va tra le nuvoli, tanti a topi drizza, che pure gli stetti ti incoronano per chi la tua facciuzza avvina luce che m'abbacchia, capo di sidari l'uscio ad ogni scuro, stu cielo è geloso e non voli lasciare la chiusa stita lucenti si teni, e ora scinni io sogno che sti giuri sono pittia, fatti vasari e balla con mia, che domani tu sarai la sposa mia. Wow, Bella. bravi. Bel momento, bravi, Una bravi. serenata a tutte le donne. Grazie A mille voi. di questo regalo che ci avete fatto stasera. Allora, andate d'accordissimo musicalmente, ma come fratelli. L'altro Com'è giorno la storia? Abbiamo litigato di malo modo. Perché? Perché lui, siccome abbiamo fatto uscire un videoclip musicale e lui si deve intromettere per forza nelle cose tecniche, che non è il mio lavoro. Lui, no, facciamo così, si deve fare così. No, Vabbè, non... sulla regia diciamo che Sì, sì. litighiamo durante il montaggio dei video. Perché Là è si anche dà- regista? No, diciamo... Perché no, vabbè, in verità, niente una candiamo, niente una suoniamo, nel senso che i videoclip, quando si fa, perché il nostro è anche un progetto soprattutto videografico, quindi nel montaggio anche quattro occhi non sono meglio di due, quindi Certo. qualche mia, diciamo, parola, vabbè, comunque sta guardando No, male. ci litighiamo di malo modo, Litighiamo poi se ne soprattutto va, lì. scappa, fugge, io lo richiamo, comunque non ci parliamo per 3 minuti, poi mi chiama che ma senti ho pensato per pranzo e finisce tutto là di fare la pasta vabbè, no, con no, è forse molto siamo bravo a cresciuti cucinare lui, no? insieme, siamo cresciuti Sì, con la sì. musica, quindi- insieme con la E anche musica. bravo a cucinare, c'è Rita, Lui sì, è anche ma bravo infatti- a cucinare, ma fatti 2 miliardi Come di lo sai? cose, ragazzi. Come lo sai? Ma l'ha detto L'ho lui detto io adesso, poco fa. scusa. È anche stonato, quindi di Non è testa. connesso. Oggi Emanuele non c'è così. Si Ah, si vabbè, sta me l'ha per detto, non ci ho fatto. Cioè, si ricorda cose di 1000 anni fa Sì, 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 e ha dimenticato una cosa detta. Solitamente questo accade ad una certa età. È troppo presto. No, vabbè, Non ancora iniziare. 37 anni questi sono. Da fare, tra l'altro. Da fare. Bene, allora, ragazzi, nel frattempo intanto sbirciamo un po' fra la vostra biografia. Vediamo nel 2021
c'è anche un premio importante, un riconoscimento che vi viene dato dal Presidente della Repubblica Mattarella e anche da parte di Papa Francesco. Raccontaci magari questo momento, tanto come arriva, perché la curiosità sta lì. Sì, a proposito di video, abbiamo omaggiato le vittime innocenti di mafia attraverso un nostro videoclip dal titolo Non c'è chi diri, è arrivato a Mattarella. E da lì ci è arrivata questa lettera di congratulazioni. Allora, io non sono bravo quando si parla di quando riceviamo i complimenti, quindi balbetto quando succede. Però, siccome è stata una bella emozione, me le chiedo, va bene, però un bel momento, anche quando è arrivata la lettera di Papa Francesco, in occasione di un videoclip che si chiama Mediterraneo, e lì parlavamo invece dell'immigrazione. Quindi, trattando temi, insomma, ripeto, sul sociale, sulla legalità, è stato un momento meraviglioso e non dimenticheremo mai. Tra l'altro mi pare che era il periodo natalizio quando è arrivata la lettera di Papa Francesco, quindi è stato un bellissimo Natale quella volta. Un bel sotto l'albero abbiamo trovato questo. Sì, sono cose che fanno piacere, Robby, anche se noi non miriamo alla vanagloria, all'apparire, noi cerchiamo di fare in modo che questi messaggi possano insomma rimanere col tempo, soprattutto per i giovani che ci ascoltano, perché ormai non voglio screditare altri tipi, per carità, non mi permetterei, però la musica, io dico sempre che è un'arma. Infatti arma in siciliano, certe volte ci penso, è l'anima, l'arma, sciato di l'arma mia. Noi abbiamo quest'arma nel nostro piccolo, la musica. Quindi si parla tanto di guerre, di armi, meglio della musica in questo caso da un punto di vista positivo. Noi ci proviamo, non so se ci riusciremo o ci riusciamo. Non è detto. Non è detto che ci riusciamo, ma ci vogliamo credere. Beh, siete arrivati dal Papa a due capi, spirituale e politico, che volete dire? Rita, lo sai. Credere nei ragazzi, allora noi lo diciamo sempre ai nostri alunni in particolar modo, credere in loro è semplice, ma spesso non viene fatto, in particolar modo a scuola. Questo è anche un appello, perché chiaramente sentiamo dire tante cose, no? Bisogna credere nei ragazzi, e soprattutto chi ha un progetto, una progettualità, no? Credere in un progetto come quello nostro, così come tanti altri, il vostro o quello di ciascuno di noi, non sempre viene fatto, per tante motivazioni. Oggi trovare una persona, vengono bastonati, trovare una persona o due che ti apre le porte e dire ragazzi dai andiamo, proviamoci, e non è facile. Secondo me è proprio il gioco della possibilità di qualcuno che ti dà per poterti esprimere, perché per noi questa è semplice espressione, perché ci fa star bene, ci tiene uniti come fratelli, ed è la cosa per me più importante, perché siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto tante situazioni, e quindi l'obiettivo per noi è già questo, stare insieme per sempre, con un progetto musicale, va bene? Poi qualcuno ti deve dare un'opportunità, parliamoci chiaro, chi deve fare questo lavoro, si parla di questo, però non sempre succede, e l'invito è proprio quello di credere a qualcosa, a qualcuno, e dare delle possibilità, in particolar modo ai giovani, che hanno tanto da dire. Ma guarda, ragazzi, questa è una cosa bellissima che dite, altro messaggio che passa, stare insieme per sempre, a prescindere dall'essere fratelli. L'arte, Rita, spesso ci fa vedere, soprattutto oggi, quanti artisti si mettono invece insieme, collaborano, perché l'uno magari e l'altro sono due momenti di fragilità artistica, vengono un po' meno a quello che magari erano stato fino a quel momento lì, e le produzioni, perché poi, diciamolo chiaramente, non sono gli artisti che spesso decidono queste collaborazioni, vanno a fondere due mondi che non sempre sono, diciamo, vicini o simili, ma si fa musica ormai molto guardando il mercato, guardando i numeri, addirittura ancora di più guardando le visualizzazioni. Questo messaggio che anche i nostri ragazzi ci stanno lanciando credo che sia anche un altro momento molto importante per dire che la musica ha tanto da dire, può fare, non ha un tempo, non è vero che per forza è legato solo al mercato, a prescindere da dove si vuole arrivare. Tu in tutte le domande che fai dai già la risposta. Bravo, è facile. Le dette tutte, le dette tutte. Io ogni volta posso dire è vero. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Perché hai detto già tutto. Spesso ci sono collaborazioni tra tanti artisti, perché magari non sono decise dall'artista stesso, ma da chi fa i concerti, da chi deve fare insomma, per tante ragioni. Ma
Spesso però le collaborazioni arricchiscono anche gli stessi artisti che lavorano insieme. Purtroppo siamo soggetti a delle leggi, a delle convenzioni che spesso decidono anche per noi, ecco, al di là del nostro volere. Che ti devo dire? Hai detto tutto, che ti posso Detto dire? tutto, Tu- però diciamo Sì. pure che Rita Botto ha fatto tante collaborazioni nel tempo, ovviamente anche con nostre conterranee e nostri conterranei come i Lautari, Carmen Consoli, Alfio Antico. E questo devo dire che è tutto grazie a Puccio, che sentivamo L'amico poco fa. Puccio. L'amico Puccio, io tempo fa da Bologna mi misi in contatto perché volevo le cassette, ero lì a cercare materiale di canzoni siciliane, quindi io conoscevo solo i Lautari, come nome per me c'erano solo i Lautari, quindi quando andavo a Catania per le festività ho contattato Puccio, che mi ha dato qualche cassetta dei Lautari. Ma perché ho detto questo? Si parlava Per del le collaborazioni. Innanzitutto, che cos'è la cassetta? No, scherzo. beh, per però- i giovani. E per i giovani. quindi sì, tramite Puccio poi, quando cominciò a collaborare con Carmen Consoli, fece il mio nome e da lì poi Puccio ha fatto entrare me, Alfio, insomma, è lì che hanno creato questa comacca. Insomma, non sempre tutte le collaborazioni poi sono splendide. Quella con i Lautari per me e con Alfio Antico rimane una cosa molto di cuore. Si è rimasti amici al di là della musica e questo quindi ha creato un'unione che oltrepassa la musica. Quindi poi spesso ci affianchiamo ad artisti di nome che ci aiutano chiaramente perché accosti il tuo nome a un Chiaro. nome più grande, ma non per questo condividiamo in pieno. Infatti dico un po', provo Attenzione un po' la a quello che domanda, dici, attenzione, perché c'è il solo momento la così. domanda. Ovviamente la domanda, leggo fra le righe una collaborazione con l'omaggio a Rosa Balistreri con artisti quali Ornella Vanoni, Giorgia, Nada. Che succede lì? E allora lì purtroppo era combinato in questa maniera che io ero l'unica cantante catanese, diciamo. Tutte le altre stavano in albergo, quindi io non potevo, cioè non potevo parlare con nudo. Ma tu dove stavi? Le ho viste. Scusa. Ah, Allora, mia vabbè, casa. eri qua. Cioè... Stavo a casa mia e tutte quante, Giustamente. Ornella, Giorgia, dopo. Quindi ci siamo visti al soundcheck. Al soundcheck incontrai Giorgia e devo dire che ho avuto i complimenti di Giorgia che mi ha detto: tu hai una grande energia, cioè a me mi è sembrato che ho toccato il cielo cioè mi ha fatto un complimento, mi ha detto hai un'energia pazzesca, insomma mi ha fatto dei complimenti che per me valgono. Per il resto le ho viste solamente, diciamo così, al soundcheck, che non posso dire di averle conosciute. Invece è stato bellissimo, credo che nei miei curriculum questa cosa non compare, ma io prima di credo che i miei primi concerti sono stati come corista, che poi io i cori manchi saccio fare, proprio sono negata, quindi Io la adoro. in genere doppio la voce, ma era con Ivan Cattaneo, gli anni 60, così faceva il revival degli anni 60, e quindi cantavo 10 pezzi avanti a lui e poi si passava ai cori, diciamo, no? Ma e quindi con Ivan siamo amici, ecco, è una persona spiritosissima, molto simpatica. Altro personaggio di cui non so perché il mio produttore mi disse: non dire che hai fatto la corista, tu inizi subito così con la musica popolare. E io quindi non ho mai detto che... Ma perché no? Non lo so, perché corista è come dispregiativo. E ripeto, io anche poi dopo ho fatto una tournée di 29 date con Gianni Bella e anche con Gianni c'è un ottimo rapporto, anche dopo il suo problema ci siamo visti, c'è un grandissimo affetto, quindi questi sono personaggi con cui ho collaborato di nome, che però ho conosciuto e con i quali c'è stato qualcosa. Ecco. Ma infatti questo è molto importante sottolinearlo, perché spesso vediamo magari in tanti curriculum c'è sempre scritto il nome, perché appunto il nome Aiuta. e aiuta sicuramente, però anche fra gli artisti, fra i big, spesso ci si ritrova in una
situazione musicale dove c'è una reunion di tutti, ma veramente li vedi e ti incroci con loro soltanto per il soundcheck o soltanto all'ultimo minuto, anche e soprattutto in TV. In TV la gente vede questa cosa così incredibile e ogni qualvolta magari qualcuno va in TV, è stato bello, poi questa cosa, mi saluti, che so, a De Filippi, cosa dici? Ti saluta chi? Chi ti saluta? Sì, sì. Punto di domanda. Questa cosa è vera perché gli artisti di fatto poi vanno lì per fare quell'esecuzione, ma non stanno qui, ecco, come stiamo facendo noi a farsi la chiacchiera. Quindi possibilmente, ovvio, fa bene metterlo dentro il curriculum perché comunque è un'esperienza dove tu hai poggiato i tuoi piedi, hai dato la tua voce nello stesso palco, sullo stesso palco, però diciamo che all'80% quelle persone li vedi un attimino, forse, ecco, come è successo con Rita, in quel momento con Giorgia scambi una chiacchiera perché Giorgia ha avuto questa attenzione, questa carineria, però non è detto che accada. C'è qualcuno con cui ti piacerebbe collaborare? Mamma mia, non lo saprei veramente. Io sto passando, non ci devo pensare, ma magari ci penso dopo una canzone. Vediamo. Pensaci bene. Ci penso perché nel mio mondo di adesso, io ho 69 anni, quindi, ed è da quando sono ragazza che si mettono su idee, cose. Ragazza, poi ho cominciato a 30 anni a cantare, per cui non ero neanche tanto giovane. Ma comunque sono in un momento in cui io non progetto più niente, quindi non mi vedo, non sogno. Non sogni più? Non sogno più e lascio che i sogni degli altri mi facciano entrare dentro i loro sogni. Questo mi piace tantissimo, anche perché se devo decidere io, magari decido delle cose che altri invece mi propongono cose che sono fuori dal mio pensiero. Questo mi piace di più. No, è una brava artista e anche una bellissima persona, ragazzi. E noi per questo siamo È un felici pensiero di averla molto qui, bello quello che ha detto Rita solitamente, adesso. È bello. L'invito lo prendi, lo ricevi e accetti l'invito perché in quel momento vuoi metterti così in mostra, e invece appena detto una cosa importante. Lei sogna attraverso i sogni degli altri e probabilmente anche una delle pochissime persone al mondo che è felice per la felicità degli altri, cosa che adesso viene un po' a mancare, onestamente. Assolutamente. Bello. Hai dato anche a noi un bel messaggio, l'hai lasciato anche a noi un bel messaggio, quello di intanto continuare a sognare, no? Questo è l'invito anche nostro. Continuare a sognare, nutrire l'anima dei sogni altrui, godere anche del successo è una cosa abbastanza rara, quindi molto. No, mi piace, grazie. è stimolante invece, perché tu non l'avresti mai pensato, invece entrare dentro le cose degli altri con la loro testa e quindi scervellarti, entrare, cercare è un lavoro che io non avrei mai pensato, per cui ma perché non l'hai pensata prima come ospite in studio? Perché non se la meritavano subito. Capito? Ci vuole un tempo, le cose bisogna così farle aspettare, le cose belle le devi sudare, no? Le devi sudare. Ragazzi, succede, no? Noi parlavamo poco fa, chi pensa, chi mette la regia, ovviamente lui abbiamo capito che insomma, niente. No, insomma non fa proprio niente. Non è ma chi è Emanuele? No, Francesco proprio non fa nulla. Così. C'è Emanuele invece che fa tutto. Non si sa. Ma sugli arrangiamenti, che questa cosa è un altro aspetto che noi ogni tanto così vogliamo sottolineare, no? Perché la gente ascolta la canzone e qualcuno dice vabbè, si sta accompagnando con la chitarra, il pianoforte, si sente una base con tanti strumenti, il famoso arrangiamento, ma per l'arrangiamento cosa succede? L'arrangiamento che è una mucca abbiamo in studio. Un altro problema. Allora, in realtà è vero, hai detto benissimo, perché poi le canzoni nascono chitarra e voce, piano e voce. Poi per vestirle ci avvaliamo naturalmente di professionisti, insomma, maestro Marco Di Dio, per citarne una, Francesco Cultreri, Giordano Colombo. Facciamo in modo di poi in base al tipo di genere, perché non abbiamo solo un arrangiatore, ci avvaliamo di vari arrangiatori, magari sappiamo che quell'arrangiatore lì è più adatto per un'orchestrazione, quindi per gli archi, e quindi chiamiamo quell'altro arrangiatore lì è più adatto per magari per altri generi che stiamo. Quindi è vero, è un lavoro di squadra, però c'è sempre il nostro zampino, non consegniamo, ora fai tu.
Cioè noi ci teniamo a essere presenti durante la produzione, anche perché sono strumenti reali, non sono campionati, quindi ci vuole, tu sai bene che Ma è insomma importante, ci vuole non un devi, sacco di non- lavoro. non devi assolutamente prendere la tua e la vostra, in questo caso ovviamente arte, il vostro timbro, il vostro, Non devono il vostro uscire suono deve rimanere lì, Sì. altrimenti l'arrangiamento ovviamente nel bene o nel male ti può fare svoltare Bravo. il pezzo da una parte o dall'altra, rischiando poi Allora, mi di piace maturare. quando c'è qualche idea migliore della mia, nel senso quando mi si propone, ma senti, invece di farlo così, perché no? Poi si valuta insieme, perché non faccio, ripeto, non faccio far mai nulla da soli a loro, ci devo essere io. Quindi, poi, però, ripeto, la melodia anche degli strumentali, quella è tutto nasce da me, quindi poi comunque loro devono solamente registrare, sia da un punto di vista strumentale che computer, insomma, sulla produzione per esempio di computer, schede audio, noi non siamo molto No, tecnici, no, no, no. tecnici, quindi per questo è giusto anche avere una squadra di professionisti attorno, è Assolutamente. importantissimo. Come quando abbiamo una band, quando facciamo le tournée, è vero che il progetto è nostro, siamo un duo, ma quando siamo in occasioni di teatri, di piazze, in base alle occasioni, ci avvaliamo anche di musicisti che non sono mai quasi mai fissi, però è giusto anche avere una band dietro Certo. di musicisti che ti accompagna anche in occasioni da Live. piazza, da live, esatto. E o di infatti mi teatri. stupisce questa cosa perché mi parli e mi parlate sempre di un cambiamento, proviamo a fare delle altre cose e c'è un titolo che è dell'ultimo album, Enjoy. Cioè, Sì. io ovviamente vi conosciamo e vi riconosciamo nella nostra lingua bellissima che è il siciliano, ma arriva Enjoy. Perché Enjoy? Entro in gioco io qui, c'è la parte ignorante. Perché io non ho studiato musica e quindi È la parte più bella. forse insomma ho osato troppo. Io consiglio a lui l'evoluzione. Lui è molto legato alla tradizione e questo è bellissimo. Io cerco di dire a lui studiamo dei suoni anche particolari, ma suoni naturali, non so, un mestolo che sbatte sopra una pentola, il piatto che si rompe, utilizziamo quei suoni, mettiamoli insieme, facciamo la modernità, no? Io diciamo così un po' ci tengo. Anche sulla lingua, lui scrive lingua siciliana, sempre e solo. Non sempre. Con questa nuova progettualità, diciamo, musicale, mi ha fatto studiare il francese, l'arbresh, il greco-albanese, ho studiato l'albanese, ho studiato il greco, ho studiato il napoletano, lo spagnolo, e quindi lui Ci siamo anche un po' italianizzati, anche a dirlo. abbiamo messo anche un po' di italiano perché abbiamo la possibilità di fare, ecco, delle tournée all'estero. Ok, quindi ci rivolgiamo ad un pubblico straniero. E per noi farci capire anche l'inglese, lui è bravissimo a parlare inglese, per esempio, mi aiuta a comunicare. E con il pubblico all'estero, nelle tournée degli studi italiani di cultura, ci rivolgiamo appunto a pubblico straniero, ci siamo dedicati allo studio dell'inglese, del francese, scusate, e quindi l'evoluzione della lingua era proprio questo, la sperimentazione. Vogliamo sperimentare alcune cose, poi se vanno bene, ok, siamo felici, se non vanno bene ci abbiamo provato, ma era proprio per sperimentare, abbiamo voglia di crescere, di cambiare, di evolvere, ecco, una situazione, ma partendo sempre dalla tradizione, sei d'accordo? Morale della favola, sperimentiamo, punto. No, è così, è così. Sintetizziamo, dai. Io capisco perfettamente quello che dite perché è un po' quello che succede anche per noi speaker della radio. Abbiamo sempre quello che chiamiamo l'ABC, però siamo nel 2026, il nostro linguaggio ovviamente cambia. Visto? Ci sono ancora persone che parlano come se facessero la radio negli anni 70-80, ma quei tempi purtroppo per loro sono finiti, quindi capisco perfettamente cosa intendete. E dato che siete andati in giro, perché ho visto che avete fatto tantissime cose fuori, c'è un paese a cui siete rimasti particolarmente legati? Avete un ricordo nel vostro cuore? O vi sono piaciuti tutti? Io il Giappone è stato meraviglioso. Se potessi ci ritornerei anche per andarci in vacanza, perché è stato bellissimo. Forse tu l'America mi parli. Sì, Washington, perché lì è nato un brano, perché siamo andati a Washington a suonare sempre con l'Istituto di Cultura, ma abbiamo conosciuto delle persone siciliane, tra l'altro tantissimi siciliani. Siamo in tutto il mondo. Sì, tantissimi. Ma soprattutto di Gela. Di Agrigento. Allora, Anzi, abitava vicino a casa mia. esatto.
ero sott'acqua a fare Ridete. sub in Egitto e trovo un gelese proprio che fa sub in Egitto. Non ci credo. I gelesi sono È la dappertutto. battuta, ridi per No, favore, vabbè, fallo vabbè. contento. No, a parte lo scherzo, sì, forse A da lì è Washington nato. è nata Sciato di l'anima perché ci raccontavano queste persone il loro viaggio, il loro percorso di viaggio con la valigia di cartone, è stato commovente e lui l'ha scritto questo brano ed è proprio rimasto nel cuore. Poi l'America, molto bella per chi piace la modernità, a me piace, io sono per la modernità sempre. Io sono Lui per- sulla tradizione, infatti No, il Giappone è perfetto. proprio. perché c'è la parte antica del Giappone, quindi Devo lui- stare fermo, Kimano? Sì, perché- sono io, scusate. Ecco lì. Basta, mi taccio. Leghiamolo. Bene, io tornerei un attimo da Rita. Rita, Eh. il teatro, il rapporto con il teatro. In che senso? Nel senso se l'ho fatto, se Questa mi piace volta lei mi farlo. faccia la domanda, Infatti, bravo. io Bravo. ci sto adesso, io eh. ti faccio un'altra domanda. Quindi Nel senso che se l'ho fatto, se mi se lo piace hai farlo. fatto e se ti piace, se qualora l'avessi fatto, ma leggo di sì, hai fatto qualcosa Ho di teatrale. fatto qualcosa di teatrale che non mi sto neanche ricordando. Però certamente il teatro è in me. Perché io quando canto, perlomeno mi dicono così, per cui e ci credo, teatralizzo. Quindi è proprio una forma che ho, un modo di fare teatrale quando canto. Adesso non mi ricordo cosa ho fatto di teatrale, forse dei musical, ho fatto dei musical. Mi ricordo anche un omaggio a Battiato tempo fa, all'interno c'era anche, credo, il coro lirico siciliano con l'attrice Lucia Sardo. Sì, ecco, lì lei, allora, col coro lirico siciliano tuttora io collaboro, Lucia all'interno di questa cosa recitava i testi di Franco prima ancora che venissero eseguiti. Ma se la devo dire tutta ora che... No, ma vabbè, no, hai fatto il nome di Lucia, ma io ho vissuto tanti anni a Bologna e con Lucia ci siamo conosciuti a Bologna e avevamo un'amica comune, una certa Maddalena De Panfilis, che scriveva poesie, insomma, e giravamo insieme, io, Maddalena e Lucia. Io cantavo i pezzi di Buscaglione e Lucia faceva i suoi pezzi teatrali e quest'altra pure era un'attrice comica. Chiuso, parentesi, di Lucia. Il teatro non mi sto ricordando niente, così come mi Vuol dire che non ti ha lasciato il segno, insomma, il No, teatro... infatti. c'è No, così. teatro vero e proprio dove io proprio recito, no, sono Niente. entrata all'interno del teatro ma sempre con la canzone, ecco. Esatto, però dice, ecco, appunto, il tuo modo di cantare ti avvicina un Sì. po' a questa espressione più teatrale, un po'... Questo sì, però anche in opere teatrali magari io cantavo, rimanendo io cantante, però all'interno di cose più teatrali, ecco. Bene, però ci sono tante cose belle che anch'io ho avuto il piacere di vedere e di portare in giro, che sono un po' i concerti live che fai anche in estate con tanti musicisti, con dei musicisti davvero importanti, e le piazze rispondono bene. Senti, io sono sempre preoccupata delle piazze, perché le piazze è un misto il teatro è una cosa, intanto crea un'atmosfera e io sono più per queste cose, per l'atmosfera. La piazza ha bisogno di suoni forti, io già appena sento una cosa più forte ho bisogno di sentire bene la voce, insomma il pubblico è eterogeneo, quindi io non sono una grande allora battiamo le mani, non faccio niente, cioè, non so, anzi sì, abbastanza faccio fatica anche a parlare. E però ho la fortuna, diciamo, nel tempo di aver messo su delle cose, ho un quintetto, mi scoccia dire i miei musicisti, io non ho i miei musicisti, io collaboro con dei musicisti che sono di altissimo tutti livello, con i quali ormai più da 20 anni abbiamo questo quintetto jazz dove riproponiamo sempre la Sicilia in senso contemporaneo e tradizionale, ma con formule diverse, appunto inserendo delle sonorità jazz anche diciamo nell'arrangiamento. È previsto l'assolo,
che in genere, insomma, nella canzone tradizionale non è proprio così, ecco. Sì, ci sono gli assoli di friscaletto, di tamburo, vabbè, un'altra cosa. C'è la però, Sicilia, un'altra comunque, cosa. come sempre la Sicilia. E sì, beh, è bello, è vero quello che hai detto, perché i teatri, ovviamente, la gente, chi va a teatro è già mentalizzato perché va lì ed è un luogo dove comunque c'è un'attenzione La diversa. piazza è La un'altra piazza trovi quello che non voleva anche andarci, si trova lì per caso. Sì. Ed è un'altra sì, strada. picciri di cacao, pianti, cose, e tu sei lì concentrata. E poi magari il sindaco di turno non ha messo le transenne, non ha fermato la piazza e tutti entrano anche con i motorini, le macchine. Diciamo, quei friscaletti diventano le trombe della macchina, insomma. I campanili. Esatto. I preti che non spengono mai i campanili. Esatto. Bene, bene. Allora, Momento storico ormai di Stage Live. Siamo quasi alla fine. siamo. Vi chiediamo Ai ai ai. la canzone del cuore. Ah, la canzone del cuore. La canzone del cuore è verso Tosca o Franco Battiato, oppure sì, la cura di Franco Battiato, sì, sicuramente. Perché? Così. Allora, qui c'è di mezzo sicuramente il genitore, che voi dovete sapere che c'è anche la nostra... Fa segno così perché c'è la mamma dietro. che viene sempre, che a noi piace stare insieme. La cura è, come ha dichiarato Franco Battiato stesso in un'intervista che tra l'altro abbiamo visto recentemente, è un modo di voler interpretare in modo personale la situazione emotiva affettiva. Per noi la cura è proprio l'unione familiare, prendersi cura reciprocamente dall'inizio alla fine. Siccome c'è ovviamente un'importanza di valore personale privato, quindi la cura ha sempre questa importanza a livello familiare, per questo. Tu Sì, vuoi dire qualcosa? sono d'accordo, no, vabbè. Sono pienamente d'accordo, anche perché lui non specifica il rapporto di aver cura, non dice un marito verso una moglie, quindi è un po' poi soggettiva l'interpretazione, per questo amiamo questo brano. Bene, vedi, poco fa parlavamo di Battiato e Battiato Ritorna. ovviamente è ritornato, le famose energie. È da 2 puntate che come- parliamo di Battiato, Esatto. comunque. Mi sembra giusto e doveroso. Certo, assolutamente. Bene, come sempre noi abbiamo questo momento anche quella così cattiveria dove dobbiamo mettere un po' in difficoltà i nostri ospiti. E allora diciamo, perché non non chiudere in musica? Perché voi poco fa parlavate del nostro regista, che avete chiamato Peter, ma Peter chi è? Peter Zarizza, il nostro regista che ovviamente tanto soffre con noi perché spesso cambiamo le scalette, ci divertiamo così, ma... Soprattutto io. No, l'ho detto. Ma lo dico io, soprattutto guardata? io. No. Ma mi ha guardato lui, mi è bastato già questo. Vedi? Quindi se il nostro regista è d'accordo, possiamo anche andare sui titoli di coda, ringraziando ovviamente appunto il nostro regista Peter Giarrizzo come sempre, la nostra carissima Rita Botto, che veramente grazie per questo Grazie a te. tuo regalo. Grazie a te. È un regalo davvero. Ed è stato veramente molto bello. Noi diamo l'appuntamento al prossimo lunedì con nuovi artisti, nuovi ospiti, sempre musica dal vivo da qui a Stage Live alle ore 21 e finiamo con questo pezzo. Non so se vi abbiamo dato anche il tempo di guardarvi per finire con Non sappiamo il Non titolo. sappiamo, ma li salutiamo almeno Allora, loro. Sono loro i Bella Morea! Grazie a voi per Grazie. l'invito. Grazie a voi. Che è stato nasce bellissimo. come Bella Morea, scusate. Bella Morea nasce, Bella Morea è la traduzione italiana di Bukur More, è un canto arbresh greco-albanese che mi ha fatto studiare, perché il nostro paese, San Michele di Ganzaria, è stato dominato anche da una colonia greco-albanese e quindi noi, per dare un omaggio alle tradizioni, proprio alla radice, no, alla memoria storica, abbiamo voluto fortemente fare questo. Però adesso c'è un brano più allegro rispetto a quelli che Ma abbiamo. scusa, ma eventualmente condividiamo tutti quanti? Roberta, C'è in Rita? scaletta cosa c'è scritto? Vai. Niente, brano a Niente, a sorpresa. sorpresa, No, in realtà avevamo ragazzi. preparato un brano nostro, però visto che c'è C'è Rita, Rita, facciamo tutti insieme. visto che si parla di Ma inclusione, guarda, che cos'è? una cosa di rosa, facciamo una rosa balisteri, non lo so. È ad Tu te lo dissi, La tonalità Te la trova. non la migliore. dai, la migliore sicuramente. Anche tu, Paolo. Cantala. Cantiamo tutti. No, credo Oppure che canta sia, il punto, credo come che vuoi. sia in fa minore. Vabbè, anche Ma la fai alla rosa? sì, facciamola alla nostra. Sì. Facciamo. E allora tutti facciamo insieme. una cosa. Dai, Rita, scusate ci se vi spostiamo, abbiamo ti metti da sconvolto la quest'altra scaletta. parte così abbiamo pure. l'angolo musicale. Perché come dice il nostro regista, lì suona tutto meglio. No, Io sono io stonatissima, quindi non canto, mi astengo. Roberto, è finita la puntata. Grazie a Francesco Emanuele Bonetto, grazie ancora a Rita, grazie a voi che ci avete seguito. Stage Live tornerà il prossimo lunedì alle 21.
Ciao a tutti e grazie. La 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 la, la 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 la. Lo primo amore, come? Lo fece con te. Ah, tu schifoso, ti sta scordando a mia. Paci facevo, amica caretta mia. Ciao, dell'anima mia, l'amore mio sei tu. Paci facevo, amica caretta mia. Ciao, dell'anima mia, l'amore mio sei tu. Bellissimo. Grazie, grazie.